oggi, in considerazione della giornata particolare, ripercorrerà le tragiche vicende che hanno segnato la città nell'ultimo periodo del secondo conflitto mondiale. Ad introdurre il pomeriggio il presidente del Comitato per la Storia di Bassano Gianni Tasca, succeduto 3 anni fa al compianto Pietro Fabris, che lo aveva fondato nel 1980 e poi condotto per 40 anni. Ecco, nel frattempo è arrivato il sindaco, quindi possiamo iniziare. Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi. Un ringraziamento anche all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco. Scusate, ne ho sempre avuta poca, quindi bisogna che mi avvicini al microfono. E ringraziamento anche alla direttrice del museo per l'ospitalità di questa sera. Dopo le cerimonie importanti di questa mattina, il comitato ha chiesto all'amministrazione di fare una celebrazione questa sera e dopo gli 80 anni, per gli 80 anni, scusate, dell'eccidio del Grappa e soprattutto dei 31 impiccati che ci sono stati nel Viale dei Martiri ad opera del nazifascismo. È stata una giornata sicuramente che Bassano ricorderà, credo, per sempre, e speriamo che non si possa più vedere questo. E soprattutto il comitato ha voluto celebrare questa serata per dare memoria storica. E il comitato ha riscoperto una cosa molto importante, e sono una trentina di interviste che si erano un po' perse in questi anni, fatte nel 1982 dall'amministrazione di allora assessore alla cultura era il dottor Bonomo, ed erano state depositate poi presso il Museo Civico, con l'impegno del professor Tessarolo, che poi sarà il relatore di tutta questa serata, e le abbiamo riscoperte e abbiamo voluto, in occasione anche di questa data, ma soprattutto del nuovo sito che poi Mario vi illustrerà brevemente, e quindi lo potrete già vedere sui vostri telefonini, perché è stato concepito soprattutto, scusate, per i telefonini, e quindi voi troverete il nuovo sito dove potrete trovare tutto il lavoro svolto in questi 40 anni dal Comitato Storia di Bassano. Ma la novità è proprio questa: troverete i 30 profili dei partigiani che hanno rilasciato queste interviste, che non si potranno ascoltare attraverso il sito e la piattaforma, ma le potrete, chi vuole, logicamente, ascoltarle in questo momento presso il Museo Civico, quindi presso l'archivio. Speriamo che nei prossimi tempi si possa, logicamente, farle ascoltare direttamente dal sito. Ecco, siccome i tempi sono, chiudo subito, vi ringrazio ancora della vostra presenza e spero che il sito vi possa piacere. È un sito anche interattivo, quindi prevede le newsletter, tutta l'attività del comitato, eccetera, che prima invece si sapeva per poche persone. Oggi sarà un comitato completamente pubblico a disposizione della città e del bassanese. Grazie e buona serata. Ecco, intanto un'informazione sulla sedia: potete trovare un piccolo dépliant relativo al Comitato per la Storia di Bassano e un altro che contiene invece l'elenco e il profilo di tutti i partigiani che hanno rilasciato le interviste, per cui se voi volete sentire qualcuna di queste interviste sapete già quale identificare, e rivolgendosi appunto alla biblioteca civica potrete ascoltarle in diretta, in attesa in futuro di poterle ascoltare dal portale. E adesso la parola al grafico Mario De Marinis, che ci accompagnerà alla scoperta del nuovo portale del Comitato per la Storia di Bassano, che contiene appunto una sezione speciale dedicata agli eventi che ruotano attorno a quel tragico settembre
e 44. Buonasera a tutti quanti. Ecco, ringrazio anch'io della presenza perché è veramente notevole. Se mi permettete io mi siedo perché se no non riesco a gestire le due cose contemporaneamente. Allora, grazie ancora. Volevo dire semplicemente, era il 2013 quando il comitato mi ha interpellato per poter trasferire in un sito internet tutti e 3 i volumi della storia di Bassano. È stato un lavoro pazzesco perché effettivamente erano un numero di pagine, di testi, di fotografie veramente enorme. Il lavoro è stato fatto più o meno nella maniera più idonea per quel tempo. Voi sapete che la tecnologia al giorno d'oggi corre in una maniera pazzesca, per cui quello che all'epoca era già direi futuristico adesso è diventato obsoleto. Quindi abbiamo avuto la necessità di rifare un portale e all'interno di questo portale abbiamo lasciato in ogni caso il vecchio sito che è tuttora raggiungibile ed è sulla storiadibassano.it. La storia di Bassano.it raccoglie tutto il materiale dei 3 volumi, suddiviso per 3 volumi e quindi di conseguenza consultabile anche per singola parola. Questo lavoro rimane valido. Ripeto, è inserito all'interno del nuovo portale. Il nuovo portale invece si è organizzato in una maniera diversa e abbiamo chiaramente 2 menu. Vi consiglio appena possibile di andarlo a vedere da telefonino, perché è stato concepito per il telefonino. Quindi da smartphone è molto più semplice vedere, perché a questo punto è uno scroll continuo e mano a mano che si va avanti arriva il menu, che è consultabile anche da una parte superiore, per cui è sempre localizzato e localizzabile all'interno di qualsiasi pagina. Si possono entrare nelle varie sezioni e ogni sezione presenta i testi o addirittura dei video che sono stati riportati, catalogati, sistemati e riportati all'interno. Quindi si esce dal sito per andare su YouTube, ma sono tutti quanti linkati nel sito. È un portale e le aspettative di questo portale, quello che noi vogliamo e crediamo che si possa fare, è quello che deve diventare un po' il punto di riferimento per tutta quella parte di informazioni che già il comitato negli anni ha raccolto. Sulle sedie avete trovato anche l'opuscoletto con questi sono i libri che sono stati stampati e editati dal comitato. Quindi è un lavoro veramente molto, molto grande e oneroso. La cosa che ci auguriamo è che questo sito diventi, come lo era il precedente, punto di riferimento per le curiosità, per la voglia di apprendere, di avere qualche notizia in più su Bassano e avendo attivato anche le 2 pagine, una Facebook e una di Instagram, renderlo ancora più a portata di giovani. Tutti quanti ormai si viaggia con lo smartphone in mano, anche in treno non si portano più libri, si porta il telefono e quindi di conseguenza è una cosa, ripeto, concepita per il telefonino, per lo smartphone e è interessante poter scrollare le pagine direttamente su quello. Non mi dilungo ulteriormente perché mi sembra che il sito, non potendolo vedere, questa è una pagina. Nel secondo menu praticamente si raggiunge la voce percorsi e questa è la pagina che si presenta. Quindi è un sito all'interno del sito. Il portale a questo livello ne contiene 3. Il sito ufficiale dove ci sono i dati, quelli necessari, chi siamo, le solite cose. C'è il sito che riguarda i percorsi e in più c'è il sito vecchio, quello che riguarda la storia di Bassano. Tutte e 3 le cose sono consultabili sempre da smartphone. Quello vecchio, la storia di Bassano, diventa difficile da consultare perché è stato concepito per altre situazioni, altre cose. Stiamo cercando di migliorare anche quello per poterlo portare all'interno. Vi saluto. Grazie mille. E una raccomandazione, il reiterato invito di De Marinis di visitare sul telefonino il sito, ecco, mi raccomando non venga raccolto adesso, ma casomai all'uscita le cose. Permettetemi la battuta.
Adesso invece entriamo nel clou e diamo la parola allo storico Francesco Tessarolo, che ripercorrerà le vicende che hanno portato al rastrellamento del Grappa, con inedite testimonianze che troveranno posto appunto nel nuovo portale del Comitato. Ecco, questa che vedete è proprio la pagina che riassume i percorsi di memoria. Il primo, doverosamente scelto, è proprio quello che cade 80 anni fa, oggi pomeriggio, ovvero il rastrellamento del Grappa, che si conclude rapidamente dal punto di vista militare. Nell'arco di poche ore i partigiani, che erano delle 4 formazioni sul Grappa, sono sbaragliati. Quello che è l'eccidio è la pagina successiva, che mette in risalto come non si sia trattato solo di un fatto militare, ma del tentativo di incutere terrore nella popolazione. Da un punto di vista storico abbiamo raccolto qui tutti i contenuti che, immaginando un interlocutore tipo uno studente, gli possano servire per capire di più. E il punto di partenza che adesso seguirò è proprio quello del contesto generale, che fa capo a 3 film. Il primo inizia così. Camicie nere, italiani e italiani, un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che la riconoscerete. Settembre 1943. Le forze armate italiane, battute in Grecia, in Albania, sul Don, in Africa e in Sicilia, erano state abbandonate a se stesse dopo l'armistizio dell'8 settembre. Il re e Badoglio erano fuggiti a Brindisi. Prigioniero a Campo Imperatore, l'uomo che aveva portato l'Italia alla disfatta venne liberato da paracadutisti tedeschi e trasportato in Germania. Il Führer, disse più tardi Mussolini, si preoccupava della mia sorte. Le forze anglo-americane occupavano un terzo dell'Italia. Dopo 21 anni di monarchia fascista, Mussolini metteva in piedi una repubblica sotto la protezione delle armate naziste, la Repubblica di Salò. Durò 600 giorni, i più drammatici e sanguinosi della nostra storia. Per ogni italiano, allora, una parola, un gesto furono una scelta grave, spesso un atto di vita o di morte. Per chi aveva 20 anni e, ignorando quasi tutto del mondo, aveva bisogno di vivere la sua avventura o la sua ribellione, non fu sempre facile trovare la strada. Fu terribile allora farsi uomo. Ecco, questo che abbiamo visto è proprio l'inizio del film Tiro al piccione, che realizzato nei primi anni 60 e che riprende un romanzo che era stato pubblicato nel 53. Racconta la scelta di chi decise di mettersi dalla parte della Repubblica di Salò, in nome di tutta l'educazione che aveva ricevuto, della propaganda, dell'appartenenza alle varie formazioni giovanili. E il film di Giuliano Montaldo racconta come questo mondo sia progressivamente collassato col farsi del conflitto. Il secondo film rievoca cosa avvenne a Ferrara la notte del 14 novembre del 43. È lo stesso giorno in cui al Castello di Verona c'era stata la prima riunione del partito fascista repubblicano che avrebbe dovuto siglare la Costituzione della Repubblica neonata. In realtà arrivarono
quel giorno le notizie che il gerarca fascista di Ferrara era stato ucciso, e quando questa notizia si diffuse, i gerarchi che erano a Castelvecchio scesero in massa a Ferrara, e il capo dei fascisti di Ferrara, qui raffigurato da Gino Cervi, parla dei burocrati e dei lattanti che avevano preso il partito fascista all'indomani della marcia su Roma, e che bisognava invece tornare allo squadrismo. Ed è così che in quella notte vengono arrestate 75 persone e ne vengono fucilate 11. La lunga notte del 43, film del 60 diretto da Florestano Vancini. Il terzo film, che serve a dare il contesto generale, racconta di un gruppo di soldati che riescono a fuggire da un treno che li stava conducendo immediatamente dopo l'8 settembre in Germania. È significativo che quello che adesso sentiremo parlare, raccontando una delle varie scelte che si presentavano, sia proprio Giuliano Montaldo, che 1985 preparò quella che era la cerimonia di inaugurazione dei campionati di ciclismo. Sentiamo le sue parole. Era trascorso quasi un mese dall'8 settembre, un mese durante il quale non avevo avuto più occasione di parlare con Lucia. Ero sempre scontento, inquieto, amareggiato. Fu in quei giorni, i primi di ottobre del 1943, che accadde nei pressi di Montodine, non molto distante dalla nostra villa, un fatto che doveva suscitare una profonda impressione nella popolazione della zona. Già da una settimana passavano per quella stazione dei convogli tedeschi che trasportavano in Germania i soldati italiani catturati dopo l'armistizio. Questi convogli, formati da carri bestiame sigillati, sostavano sui binari morti, a volte alcune ore, a volte notti intere. Ecco, i soldati riescono a scappare e arrivano in una villa dove avevano trovato rifugio dai bombardamenti continui che avvenivano su Milano dei giovani nobili. E tra i soldati comincia la discussione. Cosa facciamo? Alcuni vogliono tornare a casa, altri invece scelgono Se i signori ci la danno una montagna. mano possiamo andarcene di qua domani stesso. E magari alla spicciolata, basta che ci leviamo di dosso sta divisa. Qui comunque siete fuori pericolo. Io vado a dar da mangiare al ragazzo di là. I tedeschi alla villa non verrebbero mai. E perché non dovrebbero venirci? Quelli non guardano in faccia a nessuno, ve lo dico io. Noi ne sappiamo qualche cosa. 3 giorni e 3 notti in quell'inferno. Ogni tanto il treno si fermava e i vagoni li mettevano su un binario morto. Quando pioveva l'acqua entrava, ci si trovava fradici da non poter alzare un braccio. 2 ragazzi sono morti senza che neanche ce ne accorgessimo. L'altra notte, mentre eravamo fermi vicino a una stazione, siamo stati bombardati e tutti gridavano butta, butta. Preferivano rischiare di morire piuttosto, capisce? E adesso dovrei lasciarmi riprendere. Eh no, io mi do la macchia. Dovessi andarci da solo. E magari armato di un bastone. Non sarò stato né il primo né l'ultimo. Alla macchia come i banditi, ma lo sai che vuol dire stare all'aperto senza nessun aiuto? Sai che ti dico? Io torno a casa mia. Ecco, e così accade che alcuni tornano a casa, altri, e abbiamo i primi esempi di resistenza proprio sul Grappa, sono militari che scelgono di schierarsi contro i tedeschi. Avevano avuto, come l'esempio di cui vi racconterò, esperienze in Francia, in Albania, in Grecia e in Russia. Quindi non ne volevano più sapere di combattere a fianco dei tedeschi.
La prima però è una resistenza passiva. E si è soprattutto incentrata questa resistenza, diciamola passiva per allora, nella raccolta delle armi, nel nascondere i prigionieri inglesi e alleati che si erano trasferiti su altopiano, fuggiti dai campi di internamento. Ecco, questo era quello che accadeva. Però nella primavera del 44 vi sono dei cambiamenti significativi. Gli alleati accettano la resistenza in tutte le sue forme, in tutti i suoi colori, e iniziano i lanci di armi, munizioni, equipaggiamento. Non solo, la Repubblica di Salò, dopo che i primi bandi erano in gran parte si erano dimostrati inefficaci, pone la pena di morte per i renitenti alla leva. E così altri giovani che non volevano combattere per la Repubblica di Salò si aggiungono e arrivano in montagna. Nel Grappa è da dire che il 18 agosto del 44 il capo della provincia emana una circolare denominata mobilitazione civile, che obbligava tutti gli uomini da 14 a 60 anni a lavorare per la TOT, per la costruzione di quella linea di difesa che recuperava, nel nostro caso Altipiano e Grappa, le linee della Grande Guerra. E così, siccome dovevano andare tutti da 14 anni, Mario Gattoni, che vedete qua, scelse di andare in Grappa. Aveva 15 anni e fu fucilato nel muro a sud della caserma Montegrappa. Il suo corpo, come quello degli altri fucilati, venne gettato nella cloaca dove c'era lo scarico delle cucine perché si decomponesse al più presto. Insieme con lui era salito in Grappa anche quest'altro, Chirco, eccolo qua, che aveva anch'egli 16 anni, e a loro si aggiunge Giampaolo Martignoni, anch'egli compagno di scuola, studente del liceo ginnasio Foscarini di Venezia, ed anch'egli subirà, come altri 17, nel corso dei giorni successivi al rastrellamento, la fucilazione dietro la caserma Montegrappa. E approfitto perché il padre, quando non ebbe più notizie del figlio, andò dai vari caporioni fascisti, e a Bassano era il tenente Perillo, a chiedere dove era suo figlio. E gli dissero che non ne sapevano nulla, anche se era appena stato fucilato. E il povero padre girò ospedali, campi di concentramento, zone di lavoro della TOT per cercarlo. E solamente, vedremo l'immagine, il 28 novembre del 45, quando vennero riesumate le salme, poté riconoscere il figlio. A quel punto il Grappa diventa il bersaglio delle truppe nazifasciste, e il riassunto di quello che accade è in queste poche parole del colonnello dell'SS Zimmermann: uccidete tutti coloro che catturerete, distruggete i loro corpi rendendoli irriconoscibili, agite pensando di aver davanti il peggior nemico, un assassino senza scrupoli che vi colpisce nell'ombra, alle spalle. Incendiate tutto, ricordate che la popolazione parteggia per i ribelli. E quella che vi ho letto fa parte del testo che introduce il contesto locale. A quel punto, al numero 4, seguono le testimonianze scritte. E la prima è della partigiana Filomena Dalla Palma, Gina, che vedete qui fotografata ai Colli Alti con la sua formazione partigiana giusto il 20 settembre, il giorno in cui iniziò il rastrellamento. Con
ecco, il libro che ne parla, dove c'è il suo diario e racconta come riuscì a fuggire, intitolato Come leggete. Sempre testimonianza, quella del professor Zuccato, anch'egli indicato dall'asterisco, che assiste all'impiccagione e ne scrive nel diario. E le altre due sono la storia di un siciliano che dall'altipiano d'Asiago viene catturato e finisce anch'egli tra i prigionieri che poi dovevano essere impiccati, e invece si salva semplicemente dicendo di non saper né leggere né scrivere. Aveva appena avuto la maturità classica. Stellette sul Grappa contiene il testo che ha letto stamattina Don Andrea a messa. Ma entriamo nel merito delle interviste, che sono il contenuto maggiore che dovrà arrivare prima o poi, mi auguro molto presto, nel sito. E quello che vedete con l'asterisco è uno dei sergente maggiore ebrei che aveva combattuto in Francia, Albania, Grecia, Russia, che sottufficiale degli alpini, che nel momento in cui avviene il rastrellamento capisce che la guerra di posizione era impossibile, e nella sua intervista dice: mi hanno detto di fare delle trincee, io ne avevo fatte di trincee, figurati se avevo voglia di farne ancora. Un cordone di posti di blocco viene assegnato alla 22esima Brigata Nera del federale Innocenzo Passuello e va da Solagna a Pederoba. Il capo delle 4 formazioni che gli ultimi giorni ha il comando unico dei partigiani del Grappa racconta così. Oh, scusate, ho sbagliato. I morti del rastrellamento sono purtroppo moltissimi, perché basta fare la pedemontana in questa stagione e ancora adesso è costellato di croci, insomma. E la maggior parte dei morti sono i ragazzi di questi paesi che andavano a casa loro, perché in ogni paese c'era qualcuno che coscientemente o incoscientemente faceva la spia, diceva ho visto il tale, e quando hai visto il tale c'era il fascista che andava a prenderselo, ecco. E i morti, la maggior parte, li hanno impiccati a Bassano, a Crespano, a Bossagno, a Cavaso, quindi tutta la pedemontana, Pederoba, dappertutto. I morti erano ragazzi più o meno partigiani, ma magari arrivati partigiani il giorno prima o 2 giorni prima, perché succedeva che con il rastrellamento in pianura i ragazzi venivano in montagna, dicevano datemi un fucile e una coperta che resto con voi, e noi non avevamo né il fucile né la coperta da dargli. Questa era la situazione. Allora rischiava di gigantirsi il movimento partigiano se ci fosse stata un'assistenza da parte degli alleati, ma gli alleati l'assistenza ce la davano solo se facevano l'avanzata, e quindi il ciclo si chiude. Potevano funzionare solo quei piccoli nuclei che erano già organizzati da prima. Sono principalmente fra questi ragazzi che si sono fatti pescare come partigiani ed erano partigiani da poco tempo, salvo alcuni che erano partigiani da parecchio tempo, che sono morti lo stesso, insomma. Gattoni, Chirco, Martignoni, quelli di 15-16 anni, erano arrivati in Grappa il 5 settembre e il 20 inizia il rastrellamento. Il generale Moro pone un punto di vista militare su quello che fu il rastrellamento, e lo sentiamo. C'erano cosacchi, ma questo per me erano tedeschi, insomma, aveva una divisa tedesca. Allora io ho mandato a dire a loro che andassero via da Grappa. Infatti qui è scritto che dovevano lasciare il Grappa, perché il Grappa è una trappola. Ma c'era stata questa missione di questo maggiore Tillman, il quale aveva lasciato il capitano Brice,
il quale aveva assicurato che gli inglesi avrebbero fatto uno sbarco a Chioggia e Venezia, avrebbero superato la linea gotica, prendendo alle spalle i tedeschi, costringendo a ritirarsi. Ecco perché le brigate partigiane avevano voluto chiudere le valli di ritirata. Invece non si avverò, non è stato fatto niente. L'avvocato Pasini di Asolo, che era comandante unico del Grappa, il quale, quando è stato avvertito da me e da molti altri, perché sono stati moltissimi altri che hanno mandato su avvisi da Feltre, da Belluno, da Padova, da Treviso, da Conegliano, da Montebelluna, li hanno avvisati: guardate che vi stanno chiudendo. Il Pasini avrebbe dovuto capire che se i tedeschi si permettevano il lusso di impiegare un paio di divisioni, tirandole via del fronte, per andare a stanare quei 4 disperati di partigiani di Grappa, vuol dire che loro erano tranquilli sul fronte, che non erano sottoposti ad attacchi, che avevano tutta la tranquillità tutto il tempo, tutte le forze possibili, immaginabili, e che perciò gli inglesi, gli alleati, gli americani non li avevano neanche attaccati. Questo doveva capirlo. Non soltanto un avvocato, ma un semplice caporale aveva voluto capire questo fatto qua. No? Ecco, questi che vedete sono alcuni dei partigiani intervistati nell'84. Sono 28 interviste e ne parlano, dove parlano 34 partigiani. E il racconto di uno degli intervistati, Andrea Cocco, Bill, comandante di questi che avete appena visto, dice cosa avvenne quel 20 settembre. Un gruppo di tedeschi forte di 100 si sono impigliati su dalle pale di Crespano senza che nessuno li accorga, e sono arrivati qui in cima alle 9 della mattina, erano qui in cima alla Legnarola. Quando videro quel caposaldo lì che era esposto perché guardava giù la valle di Cassaneo, gli dettero un paio di raffiche a sorpresa e uccisero il tenente Hillary, era un rodesiano. Non tutti erano armati. Tra questi c'erano 2 ragazzi, i Cervelin, che vivevano qui dentro la casa, erano dentro il blocco delle brigate nere, delle forze tedesche. E loro hanno espresso il desiderio di andare a casa. Dice: comandante, andiamo a casa. Trovare la nostra mamma che sarà lì, poverina, preoccupata. Ho detto: non andate a casa. Non andate a casa, venite fuori con me, che ormai qua abbiamo modo di uscire. Ho detto: adesso portatevi tutto sotto la strada. E difatti le pattuglie ritornavano. La siamo fatta passare, è arrivata sulla casa a 50 metri, sarà neanche, si è messa lì a chiacchierare e ha detto: ragazzi, via. Ma quando tornai, quei 2 ragazzi cervelli non c'erano più. Ecco, non c'erano più questi 2 che vedete col copricapo uguale. Sono di Borso e c'è un motivo per cui non c'erano più. Terribile, che proprio oggi, a 80 anni, va sottolineato e ricordato con forza. Però prima di dirlo aggiungo che il giovane in bicicletta era Marco Citton, studente, che venne fucilato a Marano Vicentino. L'altro, il più alto, morì invece in Russia. Quindi di questi 5 amici, in un momento di gioia, in una foto precedente al conflitto, solo uno si salvò. Qual è il motivo? Il motivo fa capo al federale di Vicenza, Innocenzo Passuello, che prima di essere a Vicenza era stato a capo del partito fascista repubblicano di Bassano. E c'è una testimonianza che ci spiega il tranello. Mio figlio era partigiano sul Grappa, racconta un genitore nel processo dopoguerra. Riuscì a scappare e a tornare a casa, ma qui fu indotto a presentarsi da un falso ordine di Passuello che prometteva salva la vita a coloro che si fossero presentati, garantendo che sarebbero stati arruolati nella contraerea. Viceversa, dopo l'interrogatorio di Passuello, mio figlio fu condotto a Bassano e venne impiccato. Sono sicuro che è stato il Passuello a consegnarlo ai tedeschi, perché egli, passando davanti all'osteria del mio paese, disse: in tempo di guerra la parola d'onore non vale
nulla. Questo fu il motivo per cui dei 31 impiccati, ben 11 vengono da Pove, dove le autorità del paese, quelle riconosciute, avevano consigliato a questi che erano riusciti a salvarsi a costituirsi per aver salva la vita. Ecco. Chiudiamo con un filmato di un partigiano girato nel 66 che ricostruisce molto bene cosa fu il rastrellamento e soprattutto l'eccidio. Ci tendono imboscate mentre lottiamo per instaurare un ordine nuovo. Sono gli alleati del giudaismo, delle plutocrazie anglosassoni, dei russi atei. Questi banditi devono essere impiccati o fucilati come comuni delinquenti. Contro questa minoranza di banditi dobbiamo essere implacabili in nome della giustizia e della civiltà. Müssen wir im Namen des Rechtes, der Zivilisation, unerbittlich sein. Heil Hitler! I fascisti non sono da meno. Non si fanno prigionieri. Ogni partigiano catturato sa in anticipo la sua fine. In nome della civiltà si fucila. L'imitazione del sistema tedesco sarebbe grottesca se non fosse tragica. Le forze partigiane scontano duramente la legittimità della loro ribellione. Questo è il tributo pagato nella sola zona di Bassano del Grappa. La città ha ormai un posto nella storia del nostro paese. Ad ogni evento bellico sconta la sua posizione strategica nel sistema difensivo italiano. Non c'è fante o alpino della Prima Guerra Mondiale che non la ricordi. Monte Grappa, la speranza di un'intera nazione in quella che doveva essere la prima e l'ultima guerra. Nella Seconda Guerra Mondiale, Bassano del Grappa è un cardine del dispositivo delle forze partigiane del Comando Regionale Veneto. Qui opera la divisione Montegrappa, 4.500 uomini. Minacciano la strada delle truppe tedesche e Kesselring ha assoluto bisogno di quell'arteria che lo lega al suo paese. Ma ci sono i ribelli, su quei monti che ha sentito nominare da suo padre. Lui li chiama banditi. La storia li chiamerà partigiani. Non combattono la guerra come gli farebbe comodo, a plotoni affiancati. Lo attaccano con una tecnica forse poco tradizionale, ma è la tecnica di ogni popolo che vuole la propria libertà, ieri come oggi. Per eliminare i partigiani dislocati lungo l'arco che dal Brenta va al Piave, Kesselring non bada a mezzi. Concentra migliaia di soldati, artiglierie, mezzi corazzati. In retrovia, per sprezzante sfiducia, tiene i suoi servi, i fascisti. Ma sono loro che gli forniscono un piano d'attacco meticolosamente preparato. Hanno diviso il fronte in settori, hanno indicato i paesi, le strade, i monti, le cascine da attaccare. Forse per questo il colonnello Alois Menschik ha detto: se tutto il fascismo italiano fosse come la 22esima Brigata Nera, la Germania potrebbe essere sicura della più efficace collaborazione della Repubblica Sociale Italiana. Solagna è la prima ad essere centrata dall'artiglieria. I nazisti attaccano con rabbia, senza esclusione di colpi. È un vero e proprio attacco in forze. Pochi giorni prima dei combattimenti, scrive una madre al figlio partigiano: «Te raccomando di stare allerta, perché i pericoli se tanti e a svi con chi avevi da fare». Anche a lui si è passata tanti autocari che andava verso Montebelluna. Non so cosa vuoi a dire, ma certo mi fa pensare male di voi altri in Grappa. Il figlio risponde: «Mamma, non aver pensiero di noi quassù. Ardiamo dal desiderio di battersi con i tedeschi e i fascisti. Lo sappiamo che tra poco forse ci attaccheranno, ma speriamo di far pagare cara la loro venuta in Grappa. Tuo Mario». Ma le forze naziste sono troppo forti. Salgono i monti e presidiano i paesi di fondovalle. Qui
Attendono i partigiani isolati. Li prendono ai bordi delle strade, in mezzo ai campi. Hanno previsto tutto, anche lo sbandamento dei più giovani e inesperti. L'ordine di Kesselring di fare terra bruciata è stato eseguito con teutonica meticolosità. Ma la violenza non basta. Ci vuole anche lo spettacolo dimostrativo. Il 26 settembre del 44, 31 dei partigiani fatti prigionieri sono impiccati agli alberi di Bassano del Grappa. I 31, alcuni dei quali ragazzi, sono caricati su un camion. Raggiungono il luogo dell'esecuzione. È un giorno grigio. C'è un silenzio agghiacciante intorno. Un uomo solo ha il coraggio di farsi avanti. Scosta la soldataglia che non sa se ucciderlo o fermarlo. È Don Nicolini, un nome leggendario nella divisione del Montegrappa. Crede profondamente nella sua missione. Non può lasciare i suoi ragazzi ora che nello sguardo hanno l'ombra della morte. È lì per confessare i credenti, per confortare tutti. Li conosce da tempo. Li ha seguiti anche in montagna, nei disagi, nel dolore, per essere sempre vicino. È lui che ha portato la lettera del partigiano Mario, che nella risposta alla madre sembra scrivere per tutti, anche per i 31, che ora Nicolini conforta come può. Cara mamma, è venuto padre Nicolini e mi ha portato la tua lettera desideratissima. Spero che finisca questo stato di cose. Saremo liberi e staremo bene nel lavoro e nella pace. Non aver pensiero. Comprendiamo la nostra sorte. Padre Nicolini ci ha messo la coscienza a posto e siamo contenti, se viene la morte, di morire per la patria e per il buon Dio. Ti bacio, mamma. Bacia papà, i fratelli e le sorelle. Tuo Mario. Per i 31, la realtà ora è un cappio fatto con semplicità ed economia. Un doppio cavo dei telefoni militari, scorrevole ed efficace, robusto da sorreggere un corpo umano. Gli eroi macabri dei fumetti neri non hanno insegnato nulla ai nazisti. Tutto procede con precisione, quel giorno di settembre. Un cappio per ogni albero, un partigiano per ogni cappio. Sono 31. Un'accelerata e il primo partigiano pende senza vita. 31 accelerate di morte, 31 impiccati, uno dopo l'altro. C'era anche mio fratello. No, non voglio ricordare quel giorno. No, maledetti. Lasciate in pace, lasciate. Credete che sia servito a qualcosa? Io non lo so. Non lo so proprio. Ditemelo voi. È servito a qualcosa? Purtroppo c'era anche mio figlio. Lo porto sempre con me, il suo portafoglio. Questo fazzoletto rosso l'ho regalato io a mio marito, da fidanzata. Era comunista. E lui l'ha dato a nostro figlio quando è andato in montagna. Lo portava con orgoglio. L'ho ritrovato sul suo cadavere. La sua foto, quanto era giovane. Lo hanno preso appena sceso dal Grappa. Erano nascosti qui dentro, in questo fienile. Lo hanno picchiato. Poi lo hanno portato a Bassano.
Se andate a Bassano, non potete sbagliare. L'albero più bello è quello dove hanno impiccato mio figlio. Io non mi occupo di politica. Ma perché fanno le guerre? Perché continuano ad ammazzare ancora tanti figli? Perché? Anche nostro figlio. Siamo vecchi ora. Ma è come se fossimo morti quel giorno. Era il 26 settembre. Chi si dimentica quel giorno? Perché piuttosto non hanno impiccato noi? Ma poi come si fa? Impiccare così un essere umano, come una bestia? Quei barbari. I tedeschi toglietemeli dagli occhi. Non li vogliamo neanche sentir nominare. Oggi nostro figlio avrebbe famiglia, come tutti. Aveva tutta una vita davanti a sé. Sembrava felice di tutto. Non aspettava che la fine della guerra per sposarsi con la sua ragazza. Si conoscevano da sempre. Sono cresciuti insieme, sin da quando lei era bambina. Poi lei si è sposata con suo fratello, nostro figlio più grande. Diceva che gli sembrava così di restare fedele alla sua memoria. È una brava donna. Nostro figlio più grande lavora in un'officina. Vanno molto d'accordo e si vogliono bene. Abbiamo questa consolazione. Quando lui torna dal lavoro, tutti i giorni, da allora, si ferma davanti all'albero dove hanno impiccato suo fratello. Non riesce a dimenticare quel giorno, quel maledetto giorno. Fiorenzo, mio fratello, voleva molto bene ai bambini, andava matto per i bambini, diceva di volerne tanti, una brava moglie e tanti bambini. Era un lavoratore, lavorare per mantenere la famiglia era tutto il suo sogno, l'unico sogno della sua vita. E invece... Di Fiorenzo non c'è rimasto che la foto. È l'unico giocattolo che aveva da bambino. Non c'è rimasto altro di lui. E nostro padre non riesce a dimenticare nemmeno un minuto. Di questo è rimasta solo la casa abbandonata. I suoi se ne sono andati. Una forma di protesta senza parole. Alla povertà della terra, alla fatica senza premio, non hanno potuto sopportare il ricordo della morte. Australia, Belgio, Francia, America, la destinazione di sempre per gli emigranti italiani. Questa terra maledetta è profondamente amata. Questa terra carica di speranze e di delusioni. Terra avara di ogni cosa. Hanno preferito l'esilio a questa plaga dove ogni albero ricordava loro un impiccato. Ignoto. Ignoto. Ignoto.
ignoto. «31 alberi sempre fioriti». È questa la vendetta della storia, la rivincita della vita. Quelle piante che i nazisti avevano scelto come tombe sono sacrali. Volevano dimostrare la loro forza e non sapevano di lasciare invece la prova della loro barbarie. Volevano intimidire e hanno esaltato. Volevano abbattere e sono stati abbattuti. Volevano che la popolazione non dimenticasse e ci sono riusciti, ma non nel senso che desideravano. Non passa giorno che gente di ogni ceto non porti fiori e ricordi. I giovani non si fermano. Le immagini inchiodate sui tronchi appartengono a un'epoca remota. Per loro non è vita vissuta, è storia, ma non bisogna dimenticare. Bisogna ricordarsi di non dimenticare. I segni della barbarie possono tornare tra noi. La coscienza del passato è garanzia del presente. Chi disegna le svastiche? Chi tra noi non ha ancora capito? Chi tenta di avvelenare il futuro delle nuove generazioni? La Resistenza ci ha restituito orgoglio e rispetto di noi stessi, ci ha restituito alla civiltà. È un valore che deve farsi ereditario come prova di una dignità umana, non di odio. È un valore che va difeso a qualunque costo. Forse è difficile aggiungere delle altre parole alle immagini che abbiamo visto. I dati conclusivi del documentario di Taffarel sono riportati nelle motivazioni della medaglia d'oro e appunto nel 1946 la città di Bassano del Grappa riceve la medaglia d'oro al valor militare e le motivazioni sono contenute nella lapide in piazza Garibaldi. I due club Rotary bassanesi, il Bassano Castelli e il Bassano, hanno realizzato recentemente il restauro della lapide di piazza Garibaldi, contenente appunto le motivazioni della medaglia d'oro al valor militare. Quindi do brevemente la parola ai presidenti dei due club, Francesco Fontana e Francesco Bernardi. Difficile prendere la parola dopo un documento così toccante e così importante. Complimenti al professor Tessarolo ancora. Solo pochi secondi per ribadire l'impegno dei Rotary Club nella collaborazione con la città su elementi di cultura, di storia. L'anno scorso, i primi di settembre, veniva restituita alla città, a seguito di un servizio dei due Rotary bassanesi, la mappa che ricorda i bombardamenti subiti dalla città. E in quell'occasione si è pensato che lì vicino c'era un'altra lapide, altrettanto importante, forse ancora di più, che versava in condizioni, diciamo così, non ottimali. Ecco che lì è nato l'impegno per proseguire con questo servizio e oggi siamo a restituire questa lapide restaurata alla città. L'impegno in questo senso avrà probabilmente una continuità, almeno nei nostri desideri, che magari poi ci illustreranno meglio i tecnici Bruno Bertacco e Felix Zanatta. Grazie. Buonasera, anch'io porto il saluto del Rotary Club Bassano
e ringrazio comunque la vostra presenza così numerosa. Credo che in questo momento il silenzio dica più di tante altre parole, perciò anche noi abbiamo messo il nostro contributo per poter portare ancora più a lungo possibile questa targa, che porti con sé il ricordo di ciò che è avvenuto e che speriamo non avvenga mai più. Per cui grazie comunque alla città che interviene e che dà testimonianza di quanto ci sia attaccamento a ciò che i nostri predecessori, i nostri ragazzi hanno vissuto purtroppo in quella tragica avventura di vita. Per cui grazie a tutti voi di essere testimonianza di ciò che non deve succedere. Allora, siccome, come vi dicevo prima, il Consiglio Comunale incombe, brevissimamente diamo la parola al professor Tessarolo e poi all'architetto Bertacco. E il professor Tessarolo ci ripercorrerà fatti, eventi che hanno condotto alle motivazioni della concessione della medaglia d'oro alla città. Bene, il primo punto da cui partire è questa immagine datata 24 aprile del 45. Uno dei 3 bombardamenti che si susseguono nel corso di quella giornata, che producono gli effetti in tutta la città, perché andiamo dalla Trinità fino al termine di Cassola. E queste sono le cifre. Le ultime meritano per dire la consistenza di quegli ultimi giorni di guerra. 74 edifici distrutti, danneggiati 300. E vi erano, oltre le distruzioni, i 2 ponti, edifici pubblici, stabilimenti distrutti, vi erano anche 900 famiglie senza tetto e 1500 famiglie bassanesi in difficoltà. Non solo, ma stavano arrivando in continuazione i reduci dall'internamento, dalla Germania. Quindi 650 erano già arrivati in questi modi e altri 500 erano attesi. Il comune doveva affrontare problemi che erano procurare pane, casa, lavoro. E uno dei modi fu anche questo che si vede, la costruzione di via Parolini. Però non dimenticava quanto era accaduto il 26 settembre. E questa è la cerimonia di un anno dopo. Per cui nello stesso tempo in cui risolveva problemi così urgenti e così pratici, il sindaco Silvestri incarica il giovane consigliere comunale Rino Borin di ricostruire cos'era stato il rastrellamento e l'eccidio. E le cifre del documentario che abbiamo visto sono proprio giustamente riprese dalla motivazione della medaglia d'oro, per la quale fu consegnato un plico all'allora presidente del Consiglio Ferruccio Parri, che il 12 novembre era a Padova per inaugurare il primo anno accademico di pace. Il risultato fu che già l'anno dopo, nonostante il cambiamento di governo da Parri a De Gasperi, il 29 settembre del 46 il sottosegretario alla difesa generale Chatrian, già comandante del battaglione alpino Bassano, decora il Confalone della città con la medaglia d'oro al valor militare. E poche settimane dopo avviene la riesumazione delle salme che vengono raccolte a San Giovanni e l'anno dopo vengono tumulate in questo mausoleo che conosciamo bene. Nelle stesse circostanze viene riorganizzata via 20 settembre che diventa Viale dei Martiri, aggiungendo agli 11 che erano stati impiccati altri 3 fucilati sul Ponte Vecchio
e un altro, Perli, che pure venne fucilato. E a distanza di tempo però la città voleva ricordare adeguatamente la medaglia d'oro ricevuta e non c'era un segno tangibile che lo permettesse. E per questo un comitato nel 1957 propone all'amministrazione comunale 2 lapidi. La prima alla Torre delle Grazie, viene inaugurata nel settembre del 57 e benedetta proprio da quel padre Nicolini che dicevamo. Per la seconda bisogna attendere il 1960, il 25 aprile, quando il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, onorevole Mariano Rumor, partecipò alle celebrazioni di quella giornata della liberazione, di quella festa della liberazione, accolto dal sindaco Pietro Roversi, che era subentrato al sindaco, a colui che aveva redatto tutta l'indagine per avere la medaglia d'oro, ovvero il professor Quirino Borin, che era stato eletto alla Camera dei Deputati. Ed è così che arriva questa lapide con la motivazione della medaglia d'oro. Per cui cedo subito volentieri la parola all'architetto Bertacco. Sì, solo dopo aver precisato che il restauro è stato curato da 2 soci rotariani, l'architetto Bruno Bertacco per il Bassano Castelli e l'architetto Felix Zanatta per il Bassano. Prego. Allora, come ha detto il presidente Fontana, circa un anno fa è stato su sollecitazione dell'amministrazione, è stata proposta il restauro anche di questa targa. È una targa molto grande, 2,75 per 2,75 per 180, è un marmo spessore di 5-6 centimetri sul quale ci sono tutte queste scritte, sono circa 600 caratteri che ricordano la motivazione dell'assegnazione della medaglia d'oro. Ci siamo attivati da subito, quindi un anno fa, e abbiamo fatto prima dei rilievi, una ricerca storica, e qui devo ringraziare la dottoressa Donata Grandesso perché è sempre stata disponibile a recuperare i materiali storici e ci siamo messi in moto per l'intervento. Sappiamo che tutte queste cose, queste lapidi che vediamo su San Francesco, ce ne sono diverse, sono tutte vincolate e quindi bisogna chiedere i permessi alla sovrintendenza ai monumenti, bisogna fare delle procedure, delle pratiche. Ci siamo avviati, sempre condividendo tutto tra i 2 club, tra i 2 tecnici dei club che sono stati incaricati, e verso la fine della primavera avevamo ottenuto le autorizzazioni. Quindi un grazie all'amministrazione che con l'assessore Zonta, assessore attuale anche Zonta, ci ha dato una mano per snellire le pratiche, la Francesca Meneghetti della sovrintendenza ha fatto altrettanto e abbiamo potuto partire quei lavori. Un lavoro di restauro di una targa di questo tipo, con delle scritte, con dei caratteri praticamente introvabili, non è facile. Ci sono dei trattamenti chimici che chiedono anche delle pause, bisogna a volte aspettare 2-3 settimane o anche di più perché facciano effetto, poi bisogna recuperare le lettere. Lo stato della lapide quando l'abbiamo affrontato lo vediamo in queste 2 slide velocemente. Questa è la scritta iniziale, poi andiamo pure avanti, ecco la lapide nel suo interezza dove si legge e non si legge, e poi alcuni dettagli. Ecco qua, questi sono i punti più significativi che erano veramente ammalorati. Allora ci sono degli stacchi, cioè qui per esempio manca una lettera mancante che forse da molti anni, chissà dove è finita, chi l'avrà raccolta perché probabilmente è caduta. Andiamo avanti. Ecco qui qualcuna, qui ce ne sono 2 che stanno per cadere, siamo intervenuti giusto in tempo. E poi c'erano state anche delle prime attività di messa a punto che però sono state fatte con i criteri e con i mezzi sbagliati, nel senso che mettevano un po' di silicone facendo più danno che la riparazione.
Andiamo pure avanti. Ecco, questi sono i due loghi, i due stemmi della città di Bassano e della Repubblica d'Italia, come nello stato com'era. Ovviamente anche le operazioni in corso di restauro seguono delle direttive date dalla sovrintendenza, non è che puoi fare quello che vuoi, e lo vedremo più avanti. Vai. Ecco, questi sono i 3 cartelloni che sono stati fatti e sono esposti tuttora, verranno tolti fra qualche giorno, dove c'è il cosiddetto diploma, che è quello alla vostra destra o sinistra, alla vostra giusto sinistra. Ecco, il diploma, l'attestato che dal Presidente della Repubblica viene dato come motivazione per l'assegnazione della medaglia. Poi l'altro c'è un testo dell'amico Francesco, che ho qui a fianco, con la faccia e il retro della medaglia d'oro, e sotto è stato riportato anche un attestato della croce di guerra, che Bassano ha avuto anche una croce di guerra con la prima guerra mondiale, ma essendo che è poco conosciuta ai più, è stato ritenuto di esporla. Di qua vediamo già l'immagine che il professore ha già presentato, andiamo avanti, visto i tempi. Questo è il risultato finale finito, c'è ancora qualche ombra di umidità dell'ultimo trattamento protettivo, fatto ieri mattina, l'ultimo, ma adesso è finito tutto. Andiamo. Ecco, questi sono i 2 stemmi che avevamo visto all'inizio, ripuliti, non lucidati troppo, ma con la misura controllata di viso dalla soprintendenza, e con questo io avrei finito. Dopo all'esterno ci sarà Felix Zanata, che darà notizie di un'altra iniziativa di cui hanno già fatto cenno anche i presidenti. Grazie dell'attenzione. Bene, allora prima di passare poi all'esterno in piazza Garibaldi per lo svelamento della lapide restaurata, do la parola al sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, per una riflessione conclusiva di questa giornata. Sì, grazie Gianni, buonasera a tutti. Sono qui assieme agli assessori Bizzotto, Pontarollo, Zonta, vedo anche il consigliere Faccio, prima era presente anche la Presidente della Commissione Cultura, per ringraziare ovviamente tutti voi, non solamente della presenza ma anche del lavoro fatto. Questa è stata una settimana intensa, in quanto abbiamo iniziato lunedì davanti all'ospedale civile ricordando il sacrificio di Salvo d'Acquisto 81 anni fa, una celebrazione che si fa ogni anno, alla quale sappiamo l'Arma dei Carabinieri tiene molto, però va a ricordare il sacrificio che ha fatto il vice brigadiere per salvare dei civili. Poi martedì siamo saliti in cima a Grappa per tumulare 7 salme, che sono 7 resti, diciamo, di soldati, 4 italiani e 3 austriaci che sono stati rinvenuti di recente, e oggi è stata insomma la giornata più intensa, con il ricordo dell'80°, che ha visto una grande partecipazione che non si vedeva da anni, perché insomma in passato era quasi diventata una celebrazione tra pochi intimi. E quest'anno abbiamo voluto non solamente celebrare questo momento nel giorno esatto della ricorrenza, ma abbiamo spinto molto anche sulle scuole, perché ce lo chiedono coloro che hanno sacrificato la loro vita, per portare avanti il ricordo e la memoria della nostra storia, la storia della nostra città. Ho voluto fare alcuni passaggi questa mattina, no? Ho letto alcuni passaggi che ha fatto Alcide De Gasperi presentando il libro Dal Piave al Brenta 1943-1945, fatto dall'allora Comitato di Liberazione Nazionale, dove appellandosi agli italiani, in poche parole dice: italiani, mi raccomando, non dimenticate il sacrificio che hanno fatto non solamente i martiri del Viale dei Martiri, ma tutta la popolazione civile, tutti coloro che hanno perso la vita in tutto l'arco della Pedemontana nel corso di quegli anni. Un messaggio che per 80 anni è stato portato avanti e che oggi la città di Bassano, ancora oggi, lo vediamo anche con la serata di questa sera, lo testimonia. Quindi un grande attaccamento alla propria città, alla propria storia, ma soprattutto oggi noi non dimentichiamo e passiamo alle nuove generazioni una grande responsabilità. Il grande lavoro che dovremmo fare, soprattutto in questo periodo, forse anche di perdita di identità, soprattutto da parte delle giovani generazioni, è il dovere di insistere attraverso tutte le forme che abbiamo, che quindi è il mondo delle istituzioni scolastiche,
ma anche il mondo della società civile, ma anche il mondo delle famiglie. I nostri ragazzi hanno bisogno di conoscere. Io ringrazio il Comitato per la Storia di Bassano, che ha una lunga storia, insomma, ha 44 anni, un grande lavoro che è partito con il senatore Fabris, che oggi viene portato avanti dal mio predecessore di qualche anno fa, Gianni Tasca, con un direttivo, un grande lavoro ovviamente di conoscenza, ma soprattutto creare un sito e diffondere la storia di Bassano attraverso anche i social è il modo più semplice forse anche per raggiungere i ragazzi e le nuove generazioni. Quindi li ringrazio per il lavoro che hanno fatto tutti coloro che insomma hanno fatto parte di questo comitato in questi 44 anni, ma per il lavoro che continueranno a fare in futuro, magari anche cercheremo maggiori forme di collaborazione proprio per andare proprio indirizzare i giovani verso la conoscenza, perché sappiamo, come si diceva bene nel filmato, che nulla viene a caso. Quando c'è ignoranza, quando non c'è conoscenza, poi i fatti della storia si possono ripetere. Quindi abbiamo una missione ben chiara. Poi voglio ringraziare anche i due Rotary Bassano del Grappa e Rotary Castelli, no? Che più volte nei confronti della città si sono messi a disposizione e si sono messi sempre in prima linea per aiutare, per recuperare luoghi importanti, perché Bassano ogni angolo della nostra città parla di storia, e vedere comunque che c'è questa attenzione della città fa ben sperare, no? Perché vuol dire che insomma c'è questo stimolo costante in una collaborazione, lo possiamo dire, no? Tra pubblico e privato, che fa il bene della nostra comunità. Quindi le sfide che abbiamo davanti sono ancora tante, però vedo che i bassanesi non si sono stancati, tanto è vero che questa mattina qualcuno che è venuto da fuori mi fa, ma non da molto lontano, però dalla provincia di Vicenza, mi fa: non pensavo che i bassanesi avessero un così forte attaccamento alla loro storia, alla loro città e anche alle loro radici, perché quando si è passati anche attraverso il mercato, la città si è fermata. Cioè, c'era un silenzio unico, nonostante una giornata insomma, che tutti voi conoscete, e questo rappresenta ancora il rispetto che la città di Bassano ha nei confronti di coloro che hanno sacrificato la vita. Quindi il messaggio che lanciamo quest'oggi è un messaggio di speranza, di pace, soprattutto anche di fronte ai conflitti che ci sono anche alle porte dell'Europa. Quindi abbiamo una grande responsabilità, non solamente come amministratori, ma come società civile. Colgo l'occasione, anche visto che lo vedo, di ringraziare anche Don Andrea, perché questa mattina ha fatto veramente un'omelia che penso ha toccato veramente il cuore di ogni singolo ragazzo, perché i ragazzi hanno tenuto un comportamento meraviglioso, silenzio totale, e la cosa più bella è che quando siamo usciti i ragazzi ci hanno ringraziato per avergli permesso di partecipare all'80° dell'eccidio del Grappa. Quindi penso che oltre alle lamentele dobbiamo anche essere orgogliosi di essere cittadini bassanesi, di appartenere a questa comunità, perché in 80 anni abbiamo dimostrato di essere una società civile all'altezza degli insegnamenti che i nostri padri ci hanno dato. Grazie. Ringraziamo il sindaco per aver riassunto in modo così appropriato il significato di questa giornata, e adesso invito tutti con sollecitudine ad avvicinarci alla lapide in piazza Garibaldi per la breve cerimonia dello svelamento e della riconsegna alla città della lapide restaurata. Grazie.